Apriamo la Bibbia. Alleluia. Questa è la parte più importante del culto, sapete? Gloria al Signore, alleluia. Una volta c'era un fratello che era meccanico, mi ricordo, no? Nel mio paese. E allora veniva sempre con la tuta da lavoro, sporca di olio, e veniva in ritardo, soprattutto di settimana. A un certo punto disse al mio pastore: mi dispiace che vengo sempre in ritardo. Anche così, vestito così, mi sento... Fratello, l'importante è che vieni prima della parola. Il Signore ci accetta come siamo. Amen. È bello avere il desiderio comunque di partecipare al culto del Signore. Quando viene a mancare il desiderio è un campanello d'allarme che deve farci allertare e dire: perché io non desidero più stare alla presenza del Signore, condividere il culto? C'è un motivo? E lo dico, stiamo ai piedi del Signore. Amen. Non importa se veniamo in ritardo o meno, facciamo il possibile per venire puntuali, ma se uno è costretto per motivo di lavoro, anche se con gli abiti da lavoro, l'importante è rendiamo lode e gloria al nostro Signore. Amen. Alleluia. Vogliamo leggere in Romani, capitolo 8, dal verso 18 fino al verso 39. Gloria al Signore. Appena trovato, potete leggere anche qui sullo schermo che i versi sono proiettati, ma è buono portarci la Bibbia. Siete d'accordo? Gloria a Dio, leggiamo dalla parola di Dio. Vogliamo dire: parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. A Dio sia la gloria. Amen. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano per nulla paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta. Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro noi stessi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce quale sia il sentimento dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo Dio. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito. Perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato
per tutti noi, come non ci donerà Egli anche tutte le cose con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te, noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. 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 Accomodatevi pure. Gloria al Signore. Amen. Alleluia, viviamo in un tempo, in una società, in un mondo caratterizzato da sofferenze. Alleluia. Ma gloria a Dio per questo, posso definirlo quasi come un testamento che l'Apostolo Paolo lascia alla Chiesa, incoraggiando la Chiesa. In ogni tempo, da quando questi scritti sono stati divulgati nella Chiesa, la Chiesa ne ha tratto da queste parole un profondo incoraggiamento per andare avanti, per vivere nella speranza che è in Cristo Gesù. Non sono mai mancate le sofferenze, le prove, le persecuzioni, le cose improvvise, variabili che non possiamo controllare, cose che succedono in un modo inaspettato, che ti distruggono interiormente. Alleluia. Ma l'Apostolo Paolo dice: io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano per nulla paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Cioè, in poche parole, in parole semplici, stai vivendo nella sofferenza, stiamo vivendo il nostro tempo presente nella sofferenza, ma per quanto sia grande la sofferenza, non è nulla, non è nulla, se tu hai lo sguardo rivolto alle cose eterne, alla gloria eterna che deve essere ancora manifestata per noi che siamo figli di Dio. Amen. Se il tuo presente, il mio presente è caratterizzato da tanta e tanta sofferenza, alleluia, sappi che il tempo presente è un tempo limitato. Alleluia. Prima o poi ogni sofferenza cesserà. Anche la tua sofferenza cesserà, avrà una fine. Gloria a Dio. Ma abbiamo tutti, noi figli di Dio, un futuro glorioso in Cristo Gesù, nell'eternità. Amen. Alleluia. Alleluia. Quindi vogliamo incoraggiarci ad andare avanti. Amen. Tutta la creazione vive nel travaglio, soffre, tutta la creazione, tutta la natura, anche gli animali, la vegetazione. Ma l'Apostolo Paolo non si ferma lì, dice anche noi che siamo la primizia dello Spirito, anche noi siamo stati riscattati dal prezioso sangue di Gesù, siamo in travaglio. Perché Gesù non ci ha fatto delle promesse tipo
seguimi e ti darò una vita senza problemi. Anzi, Gesù ci ha detto: nel mondo avrete tribolazioni di ogni tipo, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Amen. 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 Quindi le oppressioni, le sofferenze, le tragedie fanno parte di questa vita che comunque siamo chiamati a vivere. Amen. Amen. Ma possiamo vivere questa vita che sarà piena di sofferenze pure, ma sempre con l'aiuto e la presenza di Cristo nella nostra vita. Abbiamo cantato: ecco, io sono con voi. Amen. È un bel cantico, è una promessa di Gesù. Io sono con voi in ogni tempo. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Viviamo nella speranza. La speranza è qualcosa che non vedi. È vero? Noi non vediamo la gloria di Dio con i nostri occhi materiali. Vediamo la gloria di Dio quando, guardando indietro, diciamo: oh, però ne ho fatta di strada. Ho superato qualche ostacolo, ma non sono stato io. È stato con l'aiuto di Dio. È stato perché Gesù è stato con me, non mi ha lasciato. Amen. Fin qui il Signore mi ha soccorso. Fino a questo momento il Signore è stato fedele nella mia vita. Nella mia vita, ma anche nella tua. Amen. Spero. Amen. Amen. Sei convinta? Gloria a Dio. Alleluia, il Signore è sempre fedele. Siamo stati salvati in speranza. Speranza è qualcosa che non vedi, ma che attendi. Alleluia. Ora, la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Gloria a Dio che siamo nella speranza. Siamo in aspettativa. Aspettiamo qualcosa, vero? Chi una risposta, Chi una soluzione, chi una guarigione, amen. Amen. Aspettiamoci qualcosa di buono da Dio, Alleluia. ma sopra ogni cosa aspettiamo il ritorno di Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Ci fa comprendere l'Apostolo Paolo come è importante la comunione con lo Spirito Santo, perché noi non sappiamo pregare come si conviene. Tante volte ho udito qualcuno dirmi: fratello, ma perché non preghi? Incoraggiandolo a pregare. Ma io non so pregare. Guarda, neanche io so pregare. Sfido qualcuno a dirmi che sa pregare. Nessuno sappiamo pregare. Ma nella nostra semplicità apriamo il nostro cuore al Signore. E anche dirgli: Signore, grazie, e il tuo nome sia benedetto, è una meravigliosa preghiera. Amen. E anche semplicemente dirgli, quando sei nel bisogno: Signore, ti prego, aiutami, è una meravigliosa preghiera. Amen. In ogni circostanza avversa e anche non avversa, in ogni momento rivolgiamoci al Signore. Impariamo a parlare con Lui nello Spirito, perché Lui sa ogni cosa prima ancora che noi gliela chiediamo. Alleluia. Lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi. Amen. Con sospiri ineffabili. Alleluia. È colui che investiga i cuori. E io credo che in questa mattina il Signore sta investigando il nostro cuore. Amen. Alleluia. Colui che investiga i cuori conosce, sa qual è il sentimento dello Spirito, perché egli stesso intercede per noi. E intercede per tutti i santi, per ogni suo figliuolo. Per ogni sua figliuola, non solo qui ma in ogni parte del mondo. Amen? Gesù intercede per noi
presso il trono del Padre. Porta i miei bisogni, i tuoi bisogni davanti al trono della sua grazia, dicendogli: Padre mio, questo è un mio figliuolo, ti prego, aiutalo. Amen. Alleluia. Egli intercede per noi. Gloria al Signore. Poi abbiamo letto dal verso 28 quello che viene definito come l'inno di vittoria dei credenti. Cioè, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? È scritto nella parola: per amore di te, noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. È scritto. Ogni credente viene perseguitato, oltraggiato, messo a morte. Gloria a Dio. E non è perché figlio di Dio viene considerato immune dalla sofferenza. La sofferenza fa parte di questa vita. Gesù stesso ha sofferto per noi, ha sofferto egli stesso per sé e ha sofferto per noi. Amen. Anzi, la parola di Dio, il profeta Isaia lo definisce come uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Ma vuoi che Gesù non comprenda la tua sofferenza? Io credo che Gesù comprende la mia sofferenza, anche se non la so spiegare a qualcuno, e anche se qualcuno è pronto ad ascoltarmi e non comprende quello che gli sto dicendo, io so che Gesù mi comprende. Amen. Alleluia. E dice: in tutte queste cose, nella sofferenza, noi siamo più che vincitori. Amen. Nella sofferenza, nel travaglio, nell'afflizione, il credente deve sentirsi più che vincitore. Amen. Sembra un paradosso, una contraddizione. Ma no, lo comprendi se il tuo sguardo è rivolto non a questa vita, ma alla gloria futura. Alleluia. Allora comprendi ciò che l'Apostolo Paolo vuole dire. Tu sei più che vincitore. Amen. Forse ti sentirai in questo presente sconfitto, perché ti aspetti qualcosa e non ce l'hai, perché hai chiesto e non hai ricevuto, ancora sei in attesa, passa il tempo e... Ma gloria a Dio, il tempo sta passando, vero? E fin qui non ti è mai mancato nulla. Gloria a Dio, vero? Amen? Perciò vogliamo dire: sì, anch'io mi sento più che vincitore, in virtù di colui che ci ha amati per primo. Chi è colui che ci ha amati per primo? Prima che noi avessimo amato Lui, già Lui ha amato noi. È il nostro Signore. Ora sappiamo, leggo il verso 28, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. A me? Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito. Un'altra traduzione dice secondo il suo disegno, secondo il suo progetto. Dio ha un piano per la nostra vita. Amen. E i pensieri che Lui medita per noi sono pensieri di pace e di prosperità, per darci un avvenire ed una speranza. Amen. Amen. Alleluia. Dio ci ha preconosciuti, certamente. Nella sua onniscienza Dio sa ogni cosa, vero? Alleluia. Ci ha predestinati, ma ci ha anche chiamati. Siamo predestinati ad una gloria futura perché abbiamo accettato Gesù e alla sua chiamata. Egli sa nella sua onniscienza se noi lo avessimo accettato o meno. Ma nonostante questo egli rivolge la sua chiamata. Amen. Dio ci ha chiamati a servirlo. Amen. E coloro che hanno accettato questa chiamata
hanno assicurato un futuro glorioso. Alleluia. Ora, che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Gloria a Dio. Alleluia. Mi rivolgo a tutte quelle persone credenti sempre negative, sempre tristi e scoraggiati. E io chiedo, ma Dio è per te, sorella, fratello? È per te Dio? Hai la certezza che Dio è per te? Qualcuno dirà, ma come posso io capire se Dio è per me? Ma tu hai accettato Gesù, hai creduto in Gesù, e allora Dio è per te. Amen. Amen. Alleluia. Se Dio è per noi, e chi sarà contro di noi? Soffriremo la fame, la pestilenza, la malattia, l'angoscia, la persecuzione, sì, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Gloria a Dio. Poiché io sono persuaso, convinto, dice l'Apostolo Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio. Amen. Chi mi separerà dall'amore di Dio? Sarà la tribolazione, la malattia, la sofferenza? No, anche nella malattia io sentirò l'amore di Dio, Amen. la sua cura amorevole, la sua presenza nella mia vita. Nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio. Amen. La circostanza avversa, la prova, ma nessuno potrà separarmi dall'amore di Dio. Alleluia. Quella prova io la supererò. Alleluia. Io posso superare quella prova con l'aiuto di Dio. Amen. Amen. Nessuno potranno mai separarci dall'amore di Dio. Gloria a Dio per queste parole che l'Apostolo Paolo ha sentito di scrivere alla Chiesa, ai Romani in modo particolare, ma anche per noi, alla Chiesa di ogni tempo. Parole che hanno sempre incoraggiato i fedeli e che ancora incoraggiano noi questa mattina. Amen. Vogliamo dire grazie Gesù. Amen. Pensate, oltre alla sofferenza, alla persecuzione, al pericolo, alla nudità, alla fame, alla spada, neanche la morte potrà mai separarci da Dio, Alleluia. dall'amore di Dio. Sai perché? Perché la morte è stata sconfitta, Amen. da Gesù. Gesù è risorto, è morto, ma ancora più, è risorto, Alleluia. è alla destra di Dio e intercede per noi. Amen. Perciò l'Apostolo Paolo ancora può scrivere a 1 Corinzi capitolo 15, dal verso 54, dice: quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? Alleluia. O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. La morte è stata sconfitta e l'Apostolo Paolo dice: questo corruttibile, noi siamo corruttibili in questo momento, avrà rivestito l'incorruttibilità, sarà chiamato ad andare in cielo, e quando questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora adempiremo quella scrittura: o morte, dov'è la tua vittoria? Cristo è risuscitato e anch'io mi trovo vivente nella gloria del mio Signore. Amen. La morte è stata sconfitta, niente e nessuno potranno mai separarci dall'amore di Dio. Amen. Amen. Alleluia, possiamo dire gloria a Dio. Gloria
Vogliamo dire grazie, Signore, per questo incoraggiamento. Sì, le sofferenze ci sono. Alleluia. Alleluia, ma abbiamo Gesù dalla nostra parte. Dio è per noi, amen. Chi accuserà gli eletti di Dio? C'è sempre un accusatore, sempre pronto ad accusarci. Tu sei debole, tu hai fallito, tu non hai speranza, tu non hai fede. Che ci vai a fare in chiesa? Getta la spugna, non serve a niente. Questi pensieri, sempre, nella nostra mente. C'è qualcuno che li mette, ed è il nemico. Alleluia, ecco perché è scritto: prendete come arma anche l'elmo della salvezza. Amen? Piena convinzione di aver ricevuto la salvezza e la vita eterna in Cristo Gesù il Signore. L'elmo sta in testa. Impariamo a controllare anche i nostri pensieri. Amen? Quando certi pensieri si insinuano e ti abbattono, dai gloria a Gesù. Pensa a un cantico. In ginocchia, prega il Signore, glorificalo anche nella sofferenza e nella prigione, e vedrai che le porte si apriranno della prigione. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Alleluia.